Ehi, dico a te, ma hai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu. Gentili amici e amiche della visione all'ascolto, buonasera. Prendiamo la linea dal Palagesteco di Cividale del Friuli, dove siamo all'intervallo per quanto riguarda questa ultima giornata della regular season del campionato di Serie A2 di pallacanestro. All'intervallo Cividale 43-146 parziali, 29-18 per i Ducali. Nel secondo quarto 14-28 a favore degli avversari. Cividale era partita molto bene nella prima frazione di gioco, mettendo subito e portandosi avanti nettamente, infilando canestri su canestri. Poi nella seconda frazione qualcosa si è spento e questo ha permesso alla formazione avversaria di recuperare lo svantaggio, azzerare, anzi passare in vantaggio e insomma portarsi al riposo con 3 punti sulla formazione Ducale. Ricordiamo ancora 43 Cividale, 46 100 i migliori marcatori per quanto riguarda i Ducali, Redivo 14 punti, Dell'Agnello e Lamb 9, dall'altra parte Arci 14 e Mussini 11. Va detto che appena Arci è entrato in partita ha cominciato a mettere dentro anche palloni da 3 che stanno pesando parecchio nell'economia del match. È importante non perdere questa partita in virtù del fatto che comincerà poi la seconda fase con la cosiddetta fase ad orologio e dunque i punti fatti in casa peseranno parecchio poi nel complesso per quanto riguarda poi la parte finale che decideranno play-off e play-out. Giornata negativa possiamo dire al momento anche per le altre nostre corregionali. All'intervallo Rimini Udine 49-32, i parziali 24-22, 25-10, Forlì Trieste 46-34, i parziali 25-18, 21-16. Tra 7 minuti circa riprenderà il match qui al Palagesteco. Ci auguriamo insomma che l'intervallo porti non solo consigli alla truppa di Pilastrini, ma ci auguriamo insomma di vedere la Cividale che siamo abituati a seguire nelle ultime settimane, cioè quella grinta, quella voglia di vincere e portare a casa punti pesanti. Chiudiamo qui questa prima parte, ci sentiremo tra una mezz'oretta, 3/4 d'ora circa per il finale. Per il momento è tutto, alla prossima. Ehi, dico a te, ma hai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.